Buongiorno, oggi siamo a Polesella. La villa Rosetta, quando fu costruita, si trovava rivolta verso la fossa Polesella, il canale navigabile che univa il Po al Canal Bianco e al più vasto sistema fluviale dell'entroterra veneto. Ora la fossa Polesella, dopo la disastrosa alluvione del Po del 1951, è stata tombata nel 1957 per maggiore sicurezza. E ora al suo posto si trovano i giardini pubblici di Corso Antonio Gramsci che uniscono il centro di Polesella con quello di Raccano, un tempo separati. La villa è stata edificata alla fine del XVII secolo ed è costituita da una parte centrale e da due logge laterali. Le due logge sono collegate al corpo centrale attraverso un mezzanino. All'interno della parte centrale la distribuzione degli ambienti è quella tradizionale veneta, però il grande salone d'ingresso è alto quanto l'edificio, con ballatoio dalla parte della facciata principale. I piani sono collegati da due rampe di scale a cui si accede attraverso eleganti portali. Gli attuali proprietari, con il restauro, hanno cercato di ripristinare le strutture originarie. Le stanze del piano nobile presentano decorazioni con elementi floreali ed hanno dei caminetti in marmo rosso veronese e in marmo grigio. La loggia laterale destra sembra costruita in un'epoca successiva. Sul retro della villa ci sono ancora degli ex annessi rustici e scuderie restaurati. Sulla strada, angolo via Magarino, si trova l'oratorio dedicato alla Madonna della Salute, costruito nel 1727. Era dotato di un coro ligneo, ma è stato trafugato alcuni anni fa. All'interno della chiesetta c'è una Madonna con bambino, opera di Jacopo Contiero. Nel 1845, come riportato nel catasto austriaco, la villa era abitata dalla nobile Vincenza Campanari, vedova Rosetta. La struttura divenne poi proprietà Chiereghin ed ora Patergnani.